Visitare i nuraghe è sempre un'esperienza spettacolare e sensazionale, veramente magica, ma a volte non è altrettanto magico e spettacolare riuscire ad arrivare, come è successo questa volta qui. Dove ci troviamo? Ci troviamo di fronte al nuraghe di Barru, siamo nelle lontananze di Guasila perché siamo lontani da tutto e da tutti, è una gran fatica arrivarci, ma ce l'abbiamo fatta, tra poco lo vedrete. Ma tutto questo dopo la sigla. Ma tutto questo dopo la sigla. Città di merda, rifacciamo. E adesso vedremo il nuraghe. Ma tutto questo va bene. Tutto questo va bene così. Dai, su. Ma no, ma lo teniamo. E tra poco lo vedrete, ma tutto questo dopo la sigla. Perfetto, ci troviamo finalmente davanti a questo nuraghe che appunto è un nuraghe polilobato che ha un mastio centrale, un cortile interno e due torri laterali. È veramente di dimensioni imponenti, e però comunque la cosa particolare è anche data dall'immenso villaggio che abbiamo qua attorno, ma che purtroppo non possiamo vedere in quanto i lavori devono essere ancora portati avanti, devono essere ancora ultimati, quindi la folta vegetazione non ci permette dal basso di poter apprezzare l'estensione di questo villaggio. Si parla appunto di un villaggio di circa 3000 metri quadrati. E noi adesso proveremo a dare un'occhiata all'interno, poi dopo un'occhiata dall'alto per poterci rendere meglio conto di ciò che questo spettacolo è.
Come potete vedere ci sono delle segnalazioni, perché comunque ha nuraghe che stanno finendo di sistemare, dove stanno facendo diversi lavori. Che bello, la Tholos che è crollata, ma purtroppo il tempo qualche danno lo fa, nonostante queste strutture siano veramente gigantesche, forti e resistenti nel tempo. Che spettacolo da qua sopra. Qui ci sarebbe stata la cupola della Tholos con la possibilità di girare attorno, ma purtroppo è crollata e da qua su si gode uno spettacolo meraviglioso. Bene, ora scendiamo e andiamo a visitare le altre stanze. Procediamo molto lentamente, molto cautamente. Proviamo ad entrare in questa ulteriore stanza. Che nasconde un pozzo. Sicuramente un pozzo per la raccolta dell'acqua piovana. Ecco, come potete vedere abbiamo il pozzo ancora con dell'acqua. Fantastico, veramente fantastico. E poi a destra vediamo una scalinata che forse veniva utilizzata appunto per poter scendere e venire ad approvvigionarsi di acqua. Penultima stanza che andiamo ora a visitare. Entriamo. Ecco, qui abbiamo una specie di anticamera, se così vogliamo chiamarla, spettacolare. E poi un'altra stanza con a cupola, a Tholos, anche questa crollata. Che regolarità che hanno comunque questi massi. Nella loro irregolarità formano una regolarità veramente spettacolare. Usciamo e ci addentriamo in quest'ultima stanza. Il passaggio d'entrata è abbastanza difficoltosa, però riusciamo comunque ad entrare. Piccola ulteriore stanza. Che meraviglia! Per ora vi lasciamo e vi auguriamo un'ottima digestione di tutti questi concetti di cui abbiamo parlato e alla prossima!